a questo rito che ormai è diventato un rito. La vestizione dell'abito tradizionale in realtà un tempo avveniva in casa, ma avveniva in casa perché era l'abito quotidiano. Oggi con tutte le trasformazioni l'abito quotidiano non è più il costume e quindi le occasioni per indossarlo sono appunto queste le cerimonie oppure manifestazioni folcloristiche. Però come vi dicevo, questo era l'abito quotidiano delle donne e degli uomini in Momoiano. Adesso inizieremo con la vestizione del costume chiamiamolo costume perché oggi lo chiamiamo così, dell'abito da vassalla, quindi Agnese verrà appunto aiutata da Antonella a indossare l'abito. Poi man mano vi illustrerò alcune caratteristiche. Abbiamo anche già delle ragazze, degli uomini con l'abito tradizionale che come vedete ha delle differenze, perché comunque l'abito era diviso a seconda dello stato sociale e dello status sociale, quindi se uno era vassalla aveva un abito più semplice, quello che indosserà Agnese, se uno era nobile aveva l'abito che vedete là col celeste, quindi abbiamo già una tipologia diversa. Abbiamo gli abiti a lutto che sono qua alla mia destra, quindi abbiamo lutto e mezzo lutto, e quindi anche vedove e invece donne che avevano appunto subito un lutto familiare molto stretto. E quindi adesso Antonella inizierà con la vestizione. Il primo pezzo che viene fatto indossare alla donna è la pettina, che è questa. È una canotta che aiuta un pochino poi nella vestizione della camicia. Dopodiché viene indossata la camicia a misa, che veniva realizzata con una tela di cotone molto fino, oggi è anche difficile da trovare. La camicia ha una lavorazione molto complessa, sia per quanto riguarda i polsini, sia per quanto riguarda la parte appunto del collo. Ha diverse tipologie noi li chiamiamo punti, sul trapadillo, sul brano, sul domino, e sono davvero complicati da fare. Bisogna avere oltre che occhio anche una manualità davvero impressionante. Considerate che la camicia è diversa da ogni paese, non solo il costume ma anche alcuni pezzi, e questo distingueva le donne di paese in paese proprio per le caratteristiche anche di una semplice camicia, perché prima si usciva anche così come sono vestita io, semplicemente con la gonna e con la camicia. Il corpetto veniva indossato in altre occasioni, non sempre. Quindi adesso Antonella chiuderà appunto la camicia con i bottoni d'oro. Anche qui ogni paese ha la sua tipologia di bottoni, che potevano essere un po' più grandi, come per esempio capita a Orgosola, a Vienna e ad Orgali. I nostri erano un po' più piccoli, addirittura se si trattava di nubili, quindi di ragazze o di anziane, cambiava proprio anche la grandezza del bottone, e addirittura la pietrolina, perché si usavano anche delle pietroline celesti oppure verdi, rosse e anche blu, quindi a seconda proprio della tipologia di donna che li indossava. Chiaramente alcune parti della camicia vengono poi chiuse con delle spille, soraria, anche per tenere la parte frontale della camicia, quel pezzo che scende, che vedete che sta puntando Antonella, quel pezzo è chiamata zappizza. Anche quella riprende spesso i motivi del collo, dei polsini, e ha una lavorazione molto, molto complessa. Chiaramente adesso è diventato, la vestizione è diventata davvero complicata, perché mentre prima erano abituate, si vestivano tutti i giorni, quindi mettevano il fazzoletto, facevano veramente in fretta. Oggi stiamo più attenti ai particolari, perché comunque questi abiti vengono indossati per delle manifestazioni, quindi non è che stiamo che dobbiamo vestire così per del furia, quindi ci vuole a volte anche un'ora in più per poter indossare il costume completo.
Successivamente viene fatto indossare alla donna zugoresi, che è la gonna in orbace plissettata. La lavorazione della lana era una consuetudine nei nostri paesi, esistevano anche i mulini per fare la caldatura, le gualtiere, una di queste è rimasta ancora a Tiana, mi sa che a Tiana, perché comunque la lana la lavoravamo tutti nei nostri paesi, avevamo le tessitrici, facevano tutto in casa. Chiaramente c'erano le donne che magari erano più specializzate per un pezzo del costume piuttosto che un altro, però bene o male ci si arrangiava. Per realizzare la gonna d'orbace la plissettatura è una lavorazione veramente complessa, cioè richiede mesi e mesi di lavoro, perché per realizzare le pieghe, Zassai Tonzu, è veramente un lavoro complesso. Adesso la Moiada fortunatamente ha iniziato un corso per insegnare appunto alle donne mamoiadine la realizzazione proprio della gonna, che era uno di quei pezzi del costume che ormai non si faceva più qua, ci si doveva rivolgere altrove per poterlo realizzare. Tant'è che molti dei costumi che utilizziamo sono spesso costumi antichi, ereditati dai parenti oppure magari acquistati, quindi riuscire invece a rifare una gonna come si faceva un tempo invece è un obiettivo molto importante, meno male si sta realizzando. Come vedete la gonna, le nostre gonne, vedete un pochino, sono tutte hanno una balza tutta diversa l'una dall'altra. Questo perché comunque la parte bassa, appunto la balza o subbrunimento, veniva realizzata a seconda dei gusti, ma anche a seconda dello stato sociale, per cui se in questo caso era una vassalla che non era a lutto, quindi era l'abito quotidiano, in questo caso è stata scelta una balza di questo colore, che erano anche i colori tipici. Quella che ho io è una balza celeste, altro colore che si utilizzava un tempo, Luciana invece ha una balza verde, Veronica ha la balza celeste, e tutto doveva essere abbinato. Maria, Veronica invece ha una balza color panna. Comunque ognuno aveva il suo tipo di abito che doveva essere abbinato, cioè anche il pezzo che poi faremo indossare a breve, doveva avere gli stessi colori. Se non vedete gli stessi colori, perché purtroppo non è facile, perché i costumi antichi recuperati non sempre si è riusciti a recuperarli per intero, quindi magari una è riuscita a acquistare la gonna piuttosto che un corpetto, eccetera, però tutto aveva comunque un senso, un ordine. Adesso verrà fatto indossare un corpetto che da noi chiamiamo zuccosso. Sì, zuccosso è un corpetto frontale con appunto delle punte triangolari davanti ed è chiuso nel retro da dei nastrini colorati. E anche qui la realizzazione varia, perché comunque c'è chi appunto realizzava i ricami, c'è chi invece realizzava le pitture, addirittura venivano utilizzati anche scampoli di stoffa, di brocato, eccetera, e quindi venivano fatte delle applicazioni, come nel caso del mio corso. Si sbizzarrivano, c'era proprio a Mamoiada esisteva la mastra e soscossos, perché erano mastras quelle che realizzavano i pezzi, c'erano salmastras de pannu, c'erano salmastras de soscossos, erano tutte specializzate. C'era una signora anziana che si chiamava Donna Zifarosetta Tundone che insegnava alle altre, cioè era bravissima e ancora oggi c'è qualche pezzo in circolazione e insegnava anche alle altre poi a realizzarli. Il cosso poi viene tenuto appunto da delle bretelline. Adesso Agnese magari fai vedere il retro perché è molto particolare, con zabarradura e i nastrini appunto intrecciati, che sono intrecciati come poi nel corpetto che verrà fatto indossare adesso. A differenza di altri paesi, noi chiamiamo differentemente il cosso come cosso, un bustino.
mentre invece il corpetto vero e proprio è questo di panno rosso che viene fatto indossare. Molto aderente, deve stare molto aderente al corpo, cioè venivano realizzati appunto su misura, quindi non pensate che all'Agnese le stia stretto, doveva stare così, la donna doveva stare proprio, cioè quasi non doveva respirare fondamentalmente. Quindi capite quanto è complicato prepararsi per una sfilata o una manifestazione, perché chiaramente tutto deve essere fatto bene. Nel frattempo che Antonella fa indossare il zucculitto, voi potete notare davanti alla gonna due spaccature, due aperture che vengono chiamate masculas. Noi togliamo la C, quindi masculas. Sono proprio due aperture che servono poi dopo, ci sono i ganci per poter agganciare il costume e chiuderlo. Sì. E questo è il corpetto, la parte diciamo del retro, che anche qui richiama i colori del tipo di stato sociale, per cui in questo caso è un costume di gala, quindi ha dei nastrini colorati, in questo caso sono quasi rosa. Considerate che nel tempo, cioè questi sono costumi che hanno anche 100 anni, chiaramente non è quel rosa che poteva essere 100 anni fa, un po' più piadito, ma è normale. E questa poi arriva diciamo la parte, la copertura della gonna con satinta, il grembiule. Anche qui il grembiule viene realizzato a seconda della fantasia della donna che lo preparava. In questo caso è un grembiule di seta, ma esistevano anche altri tipi di grembiuli, come vedete qua le donne che sono vestite con a lutto, mezzo lutto, oppure anche di raso. Spesso e volentieri anche satinta, quindi il grembiule riportava i motivi della balza, quindi chiaramente quando il costume viene fatto insieme, cioè quindi fai una balza e poi dopo riesci a realizzare anche satinta, è più facile. In altri casi ci si deve arrangiare anche a cercare gli abbinamenti giusti. Il corpetto, prima di indossare un calore, ha delle asole, delle finte asole, che in realtà anticamente una veniva lasciata aperta e vengono chiamati, questa è aperta per esempio, quindi proprio il corpetto è antico, vengono chiamati isostraus. Un tempo, anticamente, abbiamo giusto qualche fotografia, perché anche questa usanza è scomparsa, in una delle asole, perché le altre sono chiuse, in una delle asole c'erano dei piccoli bottoni, proprio per chiudere il corpetto. Queste asole poi potevano avere dei colori e quindi allora i colori sono proprio un segnale di un pulito antico, e quindi potevano riprendere il colore giallo, il colore verde, il blu, erano tutti legati alle superstizioni o comunque a qualcosa legato al malocchio. Per esempio il giallo serviva per scacciare il male, comunque avevano tutti dei significati che si sono persi nel tempo, tant'è che adesso le asole, quindi Isostraus, spesso vengono fatti chiari, non vengono più riportati i colori così come un tempo. Sarebbe bello riutilizzare anche questa tecnica, piano piano, che da questo punto di vista ci stiamo arrivando. E chiaramente nei costumi più antichi le asole erano 7. E poi col tempo Sarmassa del Panno sono arrivate a 5 e poi qualche volta a 4, però comunque erano 7. Adesso arriviamo alla parte più complessa, a mio avviso, che un tempo era più facile perché le donne indossavano il mucadore, quindi il copricapo tutti i giorni, anzi era proprio una cosa, cioè era proprio importantissimo indossare il mucadore, cosa che purtroppo si è persa. Noi purtroppo non abbiamo quasi più anziane che indossano il mucadore,
al massimo giusto la bardetta, ma il mucatore viene avvolto attorno al viso. E un tempo non usavano spillini, cioè un tempo chiudevano e mettevano. Infatti se voi osservate le foto antiche di qualsiasi paese, non è che stavano lì a controllare se era tutto simmetrico e ben messo, cioè era l'abito quotidiano, non dovevano utilizzarlo per sfilare, tranne quello appunto per i matrimoni. Allora per i matrimoni già cercavano un pochino di sistemarsi meglio. Purtroppo il nostro costume ha subito dei grossi stravolgimenti da fine 800, primi del 900, quando sono state introdotte le sete, quando sono arrivati i ricami e altri tessuti, le balze che erano più basse, che erano quasi, addirittura non avevano neanche dei cori, si può dire, ai primi del Novecento, poi sono diventate sempre più alte, quindi perché dovevano appunto fare i ricami, abbellirle, essere appunto più belle. Il mucatore è uno dei tanti copricapi, e quindi poteva essere appunto di Tibet marrone, ricamato, a intaglio, oppure addirittura pittura. Qua ne abbiamo diverse tipologie, ne stiamo indossando diversi. In questo caso abbiamo un misto di intaglio e di ricamo, con paillette e canottiglia. Poi potete vedere magari Luciana o Veronica, se vi girate così vedono anche come sono decorati appunto sul retro, mentre invece ovviamente le donne vestite a lutto o era nero per il lutto forte o per la vedova, oppure abbiamo anche il mezzolutto o il lutto, diciamo, anche questo è il lutto forte. E il giallo, non crediate che sia un'invenzione, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il giallo era il segno del lutto, in molti paesi comunque veniva utilizzato. In questo caso appunto Maria Giovanna indossa Zattivazzola groga, che veniva indossata per il lutto e mezzolutto. Zattivazzola è un altro di quei copricapi che, diciamo, in un certo senso è scomparso quasi presto, per fortuna, grazie anche comunque alle immagini di repertori, anche un quadro di Urziz, siamo riusciti a recuperarlo, e anche alle interviste di qualche anziana. Chiaramente le mode stravolgono spesso le nostre tradizioni, ma è importante cercare di recuperarle e comunque di tenere viva questa tradizione. Antonella per esempio indossa un altro copricapo che è la Tivazzola, quella appunto chiara di Gala. Quindi credo che abbiamo tutte le tipologie di mucadores indossate e anche più o meno tutte le tipologie dei costumi che siamo riusciti a recuperare. Quindi un applauso alla Agnese che si è prestata